Chiamava Angelo Schiavon, aveva 91 anni ed è scomparso ieri all'ospedale di Dolo, dove era ricoverato in presenza del virus Covid-19. È la 18ª vittima chioggiotta del coronavirus, una conta tragica che purtroppo non accenna ad arrestarsi. Ne dà notizia il Gazzettino in edicola stamane, mentre nella notte altri 2 pazienti Covid sono deceduti nel nosocomio della Riviera del Brenta. Sono 173 i casi di positività nel comune di Chioggia dall'inizio dell'epidemia e 395 le persone sottoposte a isolamento domiciliare, in quanto entrati in contatto con pazienti positivi. Nuovo caso anche a Cavarzere, che porta la somma a 7 nel paese, oltre a 10 persone isolate a domicilio. Oltre a quelle della casa di riposo di Sottomarina, preoccupa la situazione all'Istituto per Anziani Carlo Steeb degli Alberoni, dove 3 ospiti sono risultati positivi ai tamponi. Nella struttura lavorano molti infermieri e operatori sanitari provenienti da Chioggia e da Pellestrina. Non frena però nemmeno la solidarietà, grazie alle campagne attuate da associazioni ed imprese. I supermercati Coop destinano l'1% dei ricavi delle vendite dei prodotti a marchio al fondo emergenza coronavirus. È già stato raccolto 1 milione di euro. L'iniziativa coinvolge in modo particolare i soci Coop, che possono donare il 4% dello sconto accumulato con gli acquisti dei prodotti corporate, semplicemente chiedendo allo sportello di cassa di stornare lo sconto in questione. Inoltre Coop ha previsto il meccanismo della spesa sospesa. I clienti possono donare 1 o 5 euro alla spesa di persone in difficoltà. Doccia fredda per gli abbonati al servizio di trasporto pubblico erogato dalla CTV di Venezia, che si erano rivolti all'azienda per conoscere l'eventuale possibilità di un rimborso delle quote non usufruite per via del coronavirus. A coloro che hanno scritto, in forza soprattutto di un abbonamento annuale, come nel caso di lavoratori e studenti pendolari, l'impresa ha risposto che pur comprendendone i presupposti non sussistono ad oggi le condizioni per accordare alcuna forma di rimborso di titoli di viaggio acquistati e non utilizzati in seguito alle restrizioni governative e quindi non ascrivibili all'azienda. Nel messaggio ricevuto dagli utenti, ACTV fa riferimento alle condizioni attuali che impediscono anche di sospendere i pagamenti già effettuati, di prolungare la scadenza degli abbonamenti stessi, di posticipare la validità di un abbonamento mensile ai 30 giorni successivi. Questo in attesa di eventuali diverse disposizioni da parte degli organi regionali o nazionali che saranno prontamente comunicate nel caso. Dopo i campeggi di Caorle ed Eraclea, anche il villaggio turistico Isamar di Isola Verde offre soggiorni gratuiti settimanali alle famiglie dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari degli ospedali e nelle case di riposo che stanno affrontando in maniera pesante l'emergenza da Covid-19. Il gruppo Isa Holidays dispone analogo trattamento al Baricata Holiday Village nel parco del Delta del Po, mentre all'iniziativa aderisce anche il Camping Vittoria di Rosolina Mare. Se sarà possibile accogliere clienti già nell'estate 2020, queste strutture saranno liete di farlo, altrimenti il bonus vale per la stagione estiva 2021. Nel sito di Isamar anche un lungo elenco di domande e risposte per agevolare al meglio chi aveva prenotato la propria vacanza nei mesi più caldi. I fondi del tesoretto della legge speciale per aiutare le imprese e i cittadini di Chioggia nell'emergenza economica da coronavirus. L'amministrazione comunale intende percorrere questa strada svincolando una quota delle risorse destinate alle strade, ai ponti e alle scuole per dare risposte immediate alle casse dei privati. È stato il sindaco Alessandro Ferro a scrivere al governo per chiedere di poterne utilizzare in questa maniera una percentuale e la consigliera regionale Erika Baldin ha sollecitato una risposta affermativa. Si tratta di denaro già presente nelle casse, commenta l'assessore al bilancio Daniele Stecco, il cui utilizzo in tal senso consentirebbe di rivedere il bilancio di previsione, ad esempio alleggerendo la Tari per tutti i cittadini e anche in considerazione del fatto che l'imposta di soggiorno non verrebbe chiesta per tutta la stagione estiva, così pure la COSAP per i plateatici di esercizi che non stanno lavorando. Inoltre il Comune ha chiesto di poter adoperare nell'immediato anche l'avanzo presunto di bilancio, circa 1,5 milioni, rispetto al bilancio di previsione.
Chiediamo di cambiare destinazione, continua Stecco, e di avere tempi anticipati in attesa delle nuove entrate che il governo deve destinare ai comuni. L'assessore si sofferma anche sulla polemica accesa dai consiglieri di opposizione Dolfin e Montanariello riguardo alla posizione del dirigente comunale Mario Veronese, prossimo alla pensione. Il ragioniere generale è in ferie, ma continua ad aiutare gli uffici a distanza con il bilancio, conclude Daniele Stecco. Vergognoso da parte loro, in momenti come questi, fare polemica su questo argomento. C'è anche il comune di Rosolina, tra quelli denunciati dal sindacato Funzione Pubblica della CGIL regionale veneta, in quanto vi sarebbero ancora troppi dipendenti al lavoro in sede e non sarebbe stato agevolato lo smart working da casa. Il segretario della sigla, Ivan Bernini, ha deferito alle autorità giudiziarie ai sindaci di Verona, Somma Campagna, San Bonifacio, Teglio Veneto, Pianiga, Montebelluna, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Refrontolo, Breganze, Malo, Isola Vicentina e appunto Rosolina. Il sindacato recrimina per la presunta inosservanza delle regole anticontagio in questi municipi, dove la presenza degli impiegati al lavoro verrebbe richiesta anche per compiti non necessari.